Incredibile ma vero, si potrebbe dire, raccontando la vicenda riportata dal quotidiano La Repubblica di una operatrice sociosanitaria di Terni che ha fatto ricorso al giudice del lavoro perché dopo il rifiuto a vaccinarsi è stata sospesa dal lavoro e dallo stipendio. Diciamo subito che la donna era addetta all'assistenza di anziani non autosufficienti, un lavoro delicato, insomma. Ed è per questo che la vicenda è incredibile. La donna, dipendente di una cooperativa sociale, si è rivolta al giudice del lavoro, il quale non ha ritenuto opportuno aspettare più di tanto per respingere il ricorso, visto che quanto disposto dal datore di lavoro è una misura adeguata e proporzionata. L'incredibile storia risale allo scorso febbraio, quando l'operatrice sociosanitaria ha negato il consenso a vaccinarsi. Da qui la decisione del medico del lavoro che l'ha dichiarata non idonea a svolgere le mansioni cui era addetta. La sentenza del giudice costituisce un precedente interessante. Per il magistrato il dipendente deve osservare precisi doveri di cura e sicurezza per la tutela propria e di tutti i soggetti con cui entra in contatto. Nel nostro caso sappiamo chi erano i soggetti terzi con i quali la protagonista era in continuo contatto. Sempre secondo il giudice chiamato a decidere, è da ritenere prevalente sulla libertà di chi non intenda vaccinarsi il diritto alla salute della collettività in generale. Nella situazione in cui ci ritroviamo con i Novax sempre pronti a dare battaglia, la sentenza di Terni sicuramente sarà ampiamente citata nei tribunali.